volete fare buscare? Oh, beh, che schifezza è! Già, dici come è già stato? O di chi? Vuoi che dici? Che hai da mangiare con canda? E vi pago io. Abbassa non canda. Sta bene. Oh, Berì, ma va la signora. Ecco qua, ecco. No. Mo che viene il nipote vi faccio dare una ventina di lire, va bene? Sì, signore. Avete visto? Avete avuto pure 20 lire. Io non ho già avuto niente ancora. E le avrei. Ah, le avrò. Mamma mia. Gesù, Gesù! Madonna, non va. Ah, così riceve. I aggi romani tutte cose scritte. Tutte cose chiare, se non nipote, ma a campa pretese. Sicché è chiaro che non è rimasto mancano soldi. Oh Gesù, e chi lo Dorotelle sta facendo tanta muina, sta iendo, sta venendo. E mo sente, mo che viene il notaio, sarà potuto sta niente, e sa così, ha rimasto tutte cose a me. E va bene, voi fate di cuore buono. Sarate voi una piccola cosa is. A me? E io tradessa a volontà sua. E ne faccio un bello rispetto, sarina birbante. Se non ce l'ha rimasto zio vuol dire che non aveva nessuna intenzione ciò rumanè. E io faccio un torto a memoria sua. Voi pazziate. Chi le mi viene a rizzone mi faccia risbremmenare a paura. Oh, nipote, nipote. Va bene. Mamma mia, Buongiorno, Sì, mamma mia, girate sta tazza di cioccolato, è bella camera, vedi? niente che da rigenerare la mia bocca. Ma che volete carente pulizia pure voi? Ah, che pazziamo, ma pietta la cioccolato, caro? No. Non so, 24 ore che hanno assaggiato la cucciarata. Ma certo. No. Ma che bello roce, mi. Vuoi mettere un masato? Mamma mia. Mangiate pure un paio di biscotti, No, vabbè, niente biscotti. Collegini, sul sapoiardo danno nutrimento. Niente biscotti. Mamma mia. Bascia, non tutto. Mamma mia, ma no, Gesù, Linda manca 3 giorni, Linda manca 3 giorni, è stato un fulmine, come un fulmine. Sparisce le biscotti,
Stiamo con noi. Oh, Raffaele, che sono sti cartocci? E ha fatto una poca spesa, ha pigliato 3 kg e mezzo di pesce. Ma non, chi te ne genera la mia bocca, a me mi sa che usavo questo. Ci pare. Ti erano idee, scusa, Dasi. Pare brutto. Ma tu pare brutto, che l'hai mangiato, è sostentamento, non è scostumatezza. E guarda qua. Oh, Raffaele, non facete cerimonie, eh? Nannino poi a cucinare pure in dato me. Grazie assai, Anna Filomena. Facciamo mettere pure la tavola intanto voi, Figurate. Grazie. Bisciavi di via. Che sono 3 kg e mezzo di cifra. Anzi, come facciamo le cifre, arresto? Nanni, arrostola a fuoco lento, non ne fa bruciare. E dopo la conge pure, non le vespine. E fai con la gettiera. O putresì, o poco olio, io poco acido. Pare che intorno loro non si è scordato niente. Va, chi aspetta? Aspetta pure la caldà, Anzi, ha pigliato 2 linguine, come facciamo? Che la salsa marinata? Non mi recite niente, facete quello che volete voi. Facetemi sfogare, facetemi sfogare. Facci da sfogare, Uè, il fuoco già sta appicciato. Niente da di 2 grauni, stanno sotto il focolare là. Quanti avete? 3 litri. Già, 3 lire una tazza di cioccolato. Oh no, la tazza di cioccolato sta 80 centesimi. E poi c'è Sandro e ha vinto 11 biscotti. Anzi, 11 biscotti. E che ne sai? Ti capisci? Con l'animo ulcerato potevo un sacco di biscotti, ti dico. Il resto mangia. Grazie. È venuto un po' di So qua, perché? Ah, principale lo so. Sì, a dare una ricinellina. Avete detto 20. E perché l'avessi saputo posti lì? Che le stavo cantando in da cantina che forse senteva. E io per farlo sta zitta. O basta zitto, vinto lì. E poter fare cantare quando l'avessi mangiato. Mai quando canta, ma a buscare no. Se mi sto zitto, come mi buschi più? Come faccio per divertimento? E beh, 10 lire una bassa. E ci stanno pure le suonature, si mi guarda. Che facciamo, 2 lire e mezzo però. Non da atteggiare. no, non da atteggiare. Vabbè, non fa Ah, sì, chiacchiere. anche da 60 giorni. Non fa chiacchiere, vabbè. Vabbè, adesso manderò a cambiare e sarete soddisfatti. Avrete fornire chiaro, ma tu volete mettere la capolina. Guarda quanto è bello. Quanto è bugiarda. Buono pote cacciati sorda. Ma che sto po' manco sta la verità di dire, eh? Io sono dicesse proprio a Don Raffaele. No signore, facciamo ce fatta nostra. Ma perché che non può prendere la da cacciata di redare? Quando noi poi già sappiamo che all'urto per non avrà niente. Ecco che coscienza poi. La femmina sono sì, e non può che le sangue no. O lasciate la potesse. E essa da fai spesa. Non c'è nada. Chiamate il nipote con una scusa e ce lo dite. A chi, signor? Al nipote. Io mi faccio pazzo. E perché? E c'hai da cantina e c'ha avuto una ciccia. Esagerato che siete. Ma che c'è c'è State zitta. La parola per Ora per sentite. Venite qua. Vabbè. Che? Vanno a parlare. Sentite, Don Raffaele, noi per scrupolo e coscienza ve la vi marì. Ma sì, perché stiamo vedendo che state pigliando un sacco di fastidio e state facendo un cuoco di spese. Sì. Siccome... Come? E parlate pure voi, mi state facendo ricevere tutte cose a me. Ecco qua. Poco fa, Tunette, prima che venisse per voi, chiamando là fuori, ha confessato che non c'è nulla, e parlato voi. Come? Prima faute sta niente. Ha detto l'Antonietta, io voglio rimanere tutto scritto, tutto chiaro.
se no lo potem a campa pretese. Ove? Quasi a far capire. Che avessi lasciato tutto cosa essa. In altri termini. Io non nasce niente. Oh, ma no. Non c'è stato viaggio fatto a qui 400 lire repete. Oh, ma non vale per c'è su chi non mi hanno dato perché sapevano che io avevo io lascio. Oh, ma no! Mamma mia, bello viaggio fatto pure 100 lire d'anticipo salto per posti di lutto. Ma già affittato un carro di seconda classe, e chi sapeva una cosa che se non pigliavo un carro di seconda classe, io mandavo con una carrettella. Tu non decidi. Ah, volete farmi sì o no? Guarda, viaggio fatto pure a Chillante che fiori, al caro zio, il nipote adorato. E chi è papà a tutta sta gente? Chi è? Vabbè, alla fine sempre sangue vero. Ma qua sangue, chi è sangue porco, qua sangue. Benedetta Dio, prima verremo ti da fa spesso. Caccio fa. Ne, vi avete cagnato? Ah, ci mandate a cagnare, aspetta, va pure presso. E a me riesce una turciniamo, non per dimostrare qua. E ci mandate a cagnare a 1000 lire. E a catturno non è facile. 1000 lire. 1000 lire è tanto, dai, l'hai visto mai? No. E magari. Vabbè. Io certo non posso ricevere niente, ma già sta zitto. Ah, oggi. Non ce n'ha, mi raccomando, Amorosi. Ah sì? Ah sì, lasciate venire un po' a capo, ma che volete fare? Volete mettere la capolietta pure voi? Mamma, oramai. Aspettate per caro, poi pigliamo un po' l'aria. Non ce n'ha, voi permettete, ma pigliate la seccia voi. Fate. Ah sì, io vi devo essere sincero. O sì, prima che arrivasse a notare, mi chiamai e mi ricette testualmente: nipote mio, io già rimane tutte cose scritte, tutte cose chiare, tutto specificato, perché se no un tunetta a campa pretese. Ah, così dice. Parole sue, chi lo sta là? Che la sta dicendo? Ma. Gesù. Eppure a me ricetto stesso. Io già rimane tutto così scritto, tutto così chiaro, se non ne potem, non ti lasciare quiete. Beh, forse lo disse per essere lasciato in pace durante la sua estrema volontà. E ve lo dimostri il fatto che quando dattai il testamento volette rimanere solo. E a lungo fa. Ora, ammesso che avesse lasciato qualche cosa pure a voi, data la compagnia fatta e i servizi resi per tanti anni, ma perché questi soldi si devono dividere? Che fa, voi rimanete sola. E com'è possibile? Siete ancora una bella donna per poter rinunciare al mondo? E io, con 400-500.000 lire in da sacca, che faccio? Mi ricordo Rosario. Adesso che posso, cercherò di sistemarmi anch'io, no? Non vi pare? Faccio paura che quelli cannelli serviranno a doppio uso. Sta convidando. Che buonisce, Raffaele. No, io direi, dal momento che voi dovete trovare, e pure già trovato. Se io non vi dispiacesse, dato che voi non mi dispiacete, perché non lasciamo sta tutte cose come sta e ci uniamo, zia e nipote, alla salute della buonanima?